Noi abbiamo visto anche nordafricani adulti mettere nelle tasche di qualche bambino proprio la bustina e poi si mettevano d'accordo dicendo mi raccomando alle 9 di questa sera in piazza. La piazza è il sagrato della parrocchia di San Girolamo in via Tirana, quartiere Palestro, di fronte ai condomini di 8 piani ex INPS in un rione che è a 2 passi dalle mura di Padova. Gli spacciatori minorenni abitano tutti nei dintorni, non vanno a scuola, non lavorano. Lo spaccio nel quartiere Palestro esiste da tantissimi anni, dice la nostra testimone. Negli ultimi 4-5 anni è diventata un'esagerazione. Da quando hanno smantellato Via Anelli si sono trasferiti all'Arcelle, adesso secondo me all'Arcelle non hanno più tanta vita facile e quindi si sono trasferiti qua, da qua, via Montecengio, i giardini di via Montecengio, i giardini pubblici, cioè il disastro. Il condominio di fronte alla chiesa ha speso 11.000 euro per una rete di telecamere che ha allontanato i baby spacciatori dal portico, che era diventato cosa loro, per lo scarso passaggio e le fioriere comode per nascondere le dosi. E avevo paura ad uscire perché mi faceva insomma un certo che. Lo spaccio è allora continuato intorno al condominio, protetto dai vicoli con le siepi, da piccole zone appartate. I cittadini del palazzo a fianco hanno tirato su una angosciante serranda in acciaio con serratura per bloccare l'accesso nell'androne agli indesiderati, barricati in casa. Il mercato della droga si è spostato allora sul sagrato della chiesa di San Girolamo, il cui patronato è diventato un parcheggio privato. Addio socialità per bambini e ragazzi, anche per quelli nordafricani assoldati dai mercanti della droga. Io ho visto questo scambio, questo fatto che hanno messo una bustina in tasca a un bambino che avrà avuto non più di 8-9 anni, ma tutti gli altri comunque ne hanno 14-15, non sono più grandi. E abitano in quartiere. E abitano tutti in quartiere.